Stava lavorando nell'area del cracking e stava effettuando la pulizia di alcune cisterne. Ad un certo punto è stato colpito in pieno petto dal getto di una pompa idraulica. A perdere la vita un albanese di 53 anni, dipendente di una ditta esterna che opera in appalto all'interno del petrolchimico. Immediatamente i colleghi hanno allertato i soccorsi. Sul posto per primo il responsabile sanitario dello stabilimento. Poco dopo è arrivata un'ambulanza e l'automedica, ma le lesioni riportate dal 53enne gli sono state fatali. Toccherà agli uomini dello Spisal dell'USL 12 e dai carabinieri intervenuti ricostruire la dinamica del tragico infortunio. Secondo le prime testimonianze l'operaio doveva pulire alcuni serbatoi con delle pompe ad alta pressione, lavoro che il 53enne era abituato a fare. Ad un certo punto il getto di una pompa idraulica a 100 atmosfere lo ha colpito in pieno, scaraventandolo a terra. L'operaio non dava segni di vita, i sanitari hanno tentato disperatamente di rianimare il 53enne, ma le lesioni erano gravissime e l'uomo è deceduto. Immediatamente le reazioni dei sindacati. La segreteria della Filctem CGL di Venezia denuncia di continuo la pericolosità del ricambio degli appalti basati sul massimo ribasso. Questo porta con sé la riduzione delle tutele dei diritti e delle tutele dei lavoratori. Mentre il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, informato dell'incidente, ha espresso la sua vicinanza ai familiari della vittima e ai colleghi di fabbrica colpiti dal tragico fatto. A loro, dice, vanno le mie più sentite condoglianze, unite a quelle della città che rappresento.